Salve a tutti, bentrovati nella settimana di Qui Sicilia, la trasmissione del laboratorio politico Alba Siciliana, a cura di chi vi parla, con l'amico Salvatore Ginaprelli. Ben ritrovati. Abbiamo visto che, non so se abbiamo un pubblico un po' scaramantico o forse ha voluto manifestare già la sua propensione all'astensionismo, avendo visto nella copertina della settimana scorsa le urne un po', diciamo, del tipo che si usa dopo il trapasso. Però, vabbè, vuol dire che, insomma, eviteremo di citare questi momenti tristi, insomma, della vita di ciascuno in futuro, però invitiamo, ecco, tutti gli elettori a rendersi conto che, insomma, le urne non sono quelle, quindi non si spaventassero troppo quando gli dicono di avvicinarsi, è solo per mettere una crocetta sulla scheda e poi possono tornare alle loro vite. Questo è uno degli aspetti del dibattito di questi giorni. La caduta del governo Draghi ha portato una serie di conseguenze a catena che in una sorta di corsa anche piuttosto irragionevole per certi versi e che è al limite anche delle regole in qualche modo di accessibilità al gioco democratico, perché tra l'altro diceva Marco Rizzo del Partito Comunista che organizzativamente ancora il Ministero dell'Interno non aveva emesso i moduli ufficiali per poter effettivamente partire con la raccolta delle firme, quindi poi se nella pratica le burocrazie elettorali ci si mettono pure di mezzo, uno che cosa dovrebbe fare? Le scrive sulla carta igienica per poi trascriverle dopo, cioè diventa una procedura quasi impraticabile. E io su questo vorrei essere chiaro, almeno esprimere il mio punto di vista, alcuni saranno d'accordo e altri no, però mi sta sembrando un po' tutto una specie di trappola per certi versi. Non voglio fare un processo alle intenzioni, come quasi tutti gli esponenti del mondo del dissenso hanno fatto, dicendo che hanno fatto apposta e tutto può darsi, non lo so, non ho gli elementi per dirlo, ma non è questo il punto. Certo, se è stato fatto apposta è anche peggio, ma comunque sia, io faccio un processo alle condizioni, e cioè dico che se per alcuni in particolare tutta la faccenda deve diventare una sfida che porta anche a degli aspetti negativi dal punto di vista della qualità della proposta politica, e poi ci arriviamo nel corso della puntata, ma io dico, uno può anche dire scusate, ma non si può fare come le aziende nelle gare d'appalto, dice se ci sono le condizioni sì, se no, se io ci devo rimettere più di quello che è, fare male il lavoro e compagnia bella, pazienza. Però contesto anche il modo in cui viene fatta quella gara sostanzialmente, per cui addirittura ecco la posizione che io in qualche modo rappresento è stata anche scelta per esempio da Matteo Brandi che ha negli ultimi tempi promosso una nuova organizzazione politica che si chiama Pro Italia, ha fatto il suo, però ha deciso appunto che non era il momento, era troppo presto per poter pensare di partecipare, e le alleanze che si sono formate, che poi descriveremo, quello che ancora non sappiamo se poi arriveranno ad essere presenti nella scheda, però in linea di massima adesso sono 4 più o meno elementi nuovi. Sui partiti tradizionali non ci soffermiamo perché tanto sono quelli. C'è una novità: Berlusconi fa campagna elettorale, stavolta promette 1 milione di alberi
lo so, avrà parlato con Greta. Comunque, queste sono le novità, voglio dire, insomma, dal 94 a oggi. Invece, appunto, le nuove proposte che sono venute fuori da questi 2 anni, in qualche modo. E giustamente Brandi diceva il vivaio della partecipazione, delle manifestazioni è importante per incontrarsi, eccetera, però vi invito anche ad ascoltare la sua comunicazione, perché insomma è molto chiara. Però diceva, purtroppo muovendosi su temi singoli, la protesta sul Green Pass o su altre questioni specifiche, non c'è stato il tempo di strutturare una reale forma di identità politica che viene ancora prima del programma. Il programma è fondamentale, ma lo scrivi sulla base di quelli che sono i tuoi principi. E quindi per questo motivo lui diceva non c'è una sola alleanza, una sola coalizione, ma ce ne sono 4 che sono anche troppe, sempre per la mancanza di tempo di confrontarsi e via di seguito. E quindi loro, per esempio, questo Pro Italia dice noi daremo una mano con i nostri militanti alla campagna elettorale della coalizione che si chiama Italia Sovrana, mi pare, promossa da Ancora Italia ed altri, però ecco, non metteranno il simbolo, non metteranno candidati e via di seguito. Questa questione della fretta, appunto, io credo che sia un fattore fondamentale e che rischia di creare non pochi problemi. A livello locale, sul territorio, ho visto questa corsa, tra l'altro di persone che già giustamente stavano lavorando per le regionali in Sicilia. Sulle regionali non ci sono state sorprese, sapevamo da tempo, era una scadenza naturale, quindi tutto avrebbe potuto svolgersi serenamente, insomma, con la sua dinamica. E invece no. Anche, non so, per dire, parleremo anche di De Luca e della sua iniziativa, che era prettamente regionale. Siccome ci sono anche le politiche, si è messo in testa che deve partecipare pure alle elezioni politiche, si è alleato con qualcun altro nel continente e quindi ha complicato le cose. Viene in mente un po' per tutti quanti la figura dell'asino di Buridano, non so se qualcuno ce l'ha presente. L'asino di Buridano stava per mangiarsi un bel mucchio di fieno, accanto vide anche un altro mucchio di fieno o di paglia e nell'indecisione su quale mangiare prima è morto di fame. A me sembra una situazione simile, perché appunto con la smania di accaparrarsi, di acchiappare qualcosa, volendo essere un po' prosaici, di qua e di là, si rischia di non fare niente né da una parte né dall'altra. Il che tra l'altro la dice un po' lunga, ma questo forse lo sapevamo già. Diciamo che chi ci si mette con questa foga ha delle motivazioni, insomma, in linea di massima piuttosto appunto così di accaparramento in un certo senso. Questo secondo me non ci deve più di tanto scandalizzare, però certo non è il migliore degli spettacoli, insomma sembra proprio quando ci sono i saldi e spesso si dice le donne, ma comunque i clienti si accapigliano per acchiappare il capo d'abbigliamento in offerta. Ecco, non è uno spettacolo proprio bellissimo. Su questo primo aspetto, Salvatore, della fretta complessiva, ne convieni con me che non è un buon ingrediente, insomma, oltre a tutto il resto? Ma la fretta è generata dal fatto dei tempi che sono stretti e quindi alla fine chi è che deve appunto raccogliere le firme è in difficoltà. Quindi potevano un pochettino fissarle il mese dopo e magari le cose. Ma vedi, ma poi alla fine con le soglie di sbarramento che ci sono, con il fatto di raccogliere mi sembra 1500 firme per collegio, se non ricordo male. Cioè, e per forze politiche che si presentano così per la prima volta, non avendo rappresentanze già in Parlamento, diventa una cosa veramente
insormontabili. Quindi questo però ovviamente è lecito che chi ci vuole provare ci prova. Ecco, tu parlavi di De Luca, però parte con una cosa prettamente territoriale e ora cerca alleanze fuori. Questo qua lascia un pochettino da pensare. E non vorrei che facesse la fine dell'MPA. Può essere, certo, è un precedente che conosciamo, insomma. Volevo solo aggiungere che secondo me Brandi ha ragione, anche perché ha avuto un'esperienza diretta di questo modo di fare. Matteo Brandi era stato, in quanto persona abbastanza conosciuta nel settore, insomma, un indipendente, osservatore, anche interessante come modo di comunicazione. Ha fatto anche delle cose simpatiche come i cinegiornali tipo Ventennio, insomma, ha la sua professionalità. Era stato coinvolto da Italexit l'anno scorso, quando ci sono state praticamente le elezioni a Roma per il sindaco di Roma, e gli era stata fatta una proposta di fare il candidato sindaco. Ora lui, pur essendo giovane, non è ingenuo, si è guardato intorno e ha detto: sì, ma il partito dov'è? Non è che io posso dal nulla, cioè o faccio il candidato di cartone, fasullo, senza una squadra, insomma un'azione, cioè Italexit a Roma non esisteva praticamente, e quindi ha detto: scusate, ma non mi pare che sia il caso, ci faccio una figuraccia io, ma anche il partito stesso. E poi vabbè, ha lasciato Italexit perché ha preferito costruire un soggetto autonomo. Ma secondo me aveva ragione, tanto quanto aveva torto Paragone a candidarsi a sindaco a Milano, che voglio dire dovrebbe essere anche un po' il suo habitat, e a non riuscire ad acchiappare manco un consigliere comunale. Cioè, voglio dire, tu dicevi, Salvatore, chi vuole partecipare ci proverà, si sforzerà e via di seguito. Sì, per carità, lì sono liberi di farlo, ma qua una previsione anche su quanto queste problematiche, oltre a tutto il resto, possano produrre un risultato imbarazzante in un certo senso, cioè per cui alla luce del risultato forse era meglio evitare, perché gli altri poi ti diranno: ma tu chi sei? Quello che alle scorse elezioni non ha preso manco il voto suo. Cioè un minimo, no, di soglia sotto la quale non si dovrebbe andare, ecco, mi sembra auspicabile. Io credo che collezionare insuccessi cronici come appunto quello che ho citato prima non porti bene all'immagine di un movimento, di una realtà nuova soprattutto. Quindi per questo dico, a essere anche meno presi da quest'ansia per cui sembra quasi che dopo queste elezioni, è vero che si vota molto raramente, però che dopo queste elezioni non ci saranno più possibilità, non ci saranno più occasioni, lo trovo abbastanza sbagliato. E vorrei aggiungere anche un altro aspetto, Salvatore, che mi sembra quello più delicato sul piano proprio della regolarità dei procedimenti. Fino a prima di questa accelerazione si stava gradualmente dicendo: ci sono i candidati, ne abbiamo parlato, no? I candidati alla presidenza della regione, poi vabbè, lascia fare che al centrosinistra si sono spappolati per il discorso delle primarie, ma quello è un altro paio di maniche con l'uscita di Di Maio, eccetera. E quindi non so quella Floridia che fine ha fatto. Comunque si stava delineando un quadro di candidati alla presidenza e poi man mano la definizione delle liste nel territorio. Ora sembra che tutto ciò sia passato completamente in secondo piano. È questo per cui dicevo che una cosa può disturbare l'altra, perché se tu stavi riflettendo con le tue forze nella provincia di Catania i 13 nomi come dovevano essere rappresentativi delle ACI, della città metropolitana, del Calatino, e sballi tutto e cominci invece a partire da giorno 30, insomma adesso, di corsa nelle spiagge con le poche forze che hai a raccogliere le firme per le nazionali, non puoi fare tutte e due le cose. Io non credo che abbiano la possibilità.
e quindi rompi un processo che era invece delicato e importante, che era quello di dare all'elettore, a te che sei a Pedara, nel tuo collegio, dici in quel partito si è candidata una persona che è stata scelta bene, io vado, non dico con entusiasmo, però insomma almeno mi fa piacere dare il voto a quella persona. Magari invece ci mettono il primo scalzacani trovato per caso e questo danneggia il rapporto tra l'elettore e quello che può scegliere. Ma in più io ho un dubbio anche che lascio agli specialisti che mi facciano capire se effettivamente le firme verranno raccolte su liste già presentate, perché o è una firma alle politiche solo per sostenere il simbolo, quindi dice io firmo a favore di chi ti pare, insomma di Italexit o del PD, no, il PD non deve raccogliere le firme, i soggetti nuovi, e poi vedremo chi sarà presente nei candidati. Per le regionali mi pare di essere abbastanza sicuro del fatto che non è così, cioè la firma autenticata è a fronte di qual è il corpo proposto, insomma qual è l'insieme dei nomi in tutte le province, e quindi così dovrebbe essere. Se così non fosse ci sarebbe già un problema di firme date all'oscuro, cosa che sinceramente mi lascia molto perplesso anche per chi va a chiedere questa firma. Ne parlavamo la volta scorsa, se ti ricordi, cioè al banchetto il passante vede quelli che stanno là, non è che vede i vertici, e quindi dici ma qual è sto candidato presidente alla regione? Ancora non lo sappiamo, intanto firma. No, per la regione deve essere firmi per le liste. Con le liste fatte. Certo. Appunto dico, e siccome io non so, io non ho visto presentazioni di queste liste per dire eccoli qua, non so, appunto perché sembra che si stanno togliendo il tempo necessario per formarle e per pensarci dopo, ma non può essere una cosa del genere. Comunque, siccome le elezioni regionali dovrebbero essere a ottobre, quindi hanno un lasso di tempo un tantino maggiore per affinare le liste. Magari in qualche provincia magari non hanno proprio 13 nomi, allora stanno concordando con qualcuno. Quindi su questo penso che ancora a livello regionale c'è un pochettino di tempo. A livello politico i grandi partiti ormai le liste ce l'hanno pronte, lo sanno. Pogliese ad esempio a Catania si è dimesso, ha preso la palla in balzo, si è dimesso da sindaco e sicuramente avrà qualche collegio uninominale già pronto dove candidarsi, e quindi il problema potrebbe essere appunto se per qualche altra forza nuova che si vuole presentare, e per De Luca se effettivamente vuole intraprendere la sfida anche nazionale. Ma guarda, l'hai citato di passaggio, io veramente dico l'esperienza della sindacatura dell'amministrazione di Catania, chi ha avuto la disgrazia diciamo di viverla sulla propria pelle penso che non abbia bisogno delle nostre valutazioni. E io però vorrei invece, visto che poi questo va in giro a fare danni altrove, questo signor Pogliese, vorrei raccomandare quantomeno di informarsi, di chiedere a qualcuno, conoscenti o anche leggere un po' le cronache degli ultimi anni su Catania, a tutti coloro che si vedranno arrivare questo signore, non avendolo vissuto come sindaco, perché è stato veramente qualcosa di imbarazzante. Lui e tutta la giunta ha dato un colpo a una città importante con i suoi problemi, però veramente direi proprio per mandarla giù a livello di un degrado da tutti i punti di vista, con un disinteresse, anche un menefreghismo. Poi i suoi problemi giudiziari, sindaco sospeso, sindaco non sospeso, ma insomma
se hai un minimo di appunto di senso di responsabilità, dici signori, io porto più problemi che altro, cioè non vai avanti in questa maniera, perché poi a pagarne le conseguenze sono appunto il territorio, le comunità, eccetera. Quindi che Fratelli d'Italia si metta dentro un soggetto del genere, io sinceramente spero che gli faccia solo danno, perché non vedo che razza di consensi gli dovrebbe portare un'esperienza di sindaco del genere. Io volevo ritornare un pochettino a quello che hai detto precedentemente, perché hai detto tante cose e poi uno magari si perde. Io volevo ritornare su quel ragionamento che almeno uno deve farsi i conti di quanto potrebbe prendere come voti per non fare proprio la figura dello 0,0. Però se uno dovesse ragionare in questi termini, e allora chiaramente non si presenta mai nessuno e non ci provi mai, perché è chiaro che quando ci si presenta per le prime volte è chiaro che è un salto nel buio, altrimenti ovviamente diamo per scontato, come ovviamente ho detto la volta scorsa, è inutile che ci facciamo tutte queste cose mentali, tanto poi alla fine uscirà fuori o centrosinistra o centrodestra. Quindi su questo qua non sono d'accordo, cioè se uno si deve presentare deve provare. Del resto i 5 Stelle quando uscì per la prima volta, che era noi con Beppe Grillo, presero lo 0, pure loro presero. Oppure la Lega, nella fattispecie la Lega Veneta, eccetera, prima di fare tutto l'agglomerato del nord, erano sempre relegati a piccoli voti. Poi hanno preso coscienza lì, un'altra mentalità e un'altra cosa, e allora questo partito territoriale all'epoca prese quota, ma lì è un'altra mentalità. È una scelta possibile, diciamo che io ho un punto di vista come appunto Brandi, che più che l'osservatore si è un po' messo in gioco, appunto prima militando nel partito di Paragone, poi addirittura assumendosi quest'onere che, come ben sai, non è una cosa di poco conto, di dar vita a un soggetto nazionale nuovo sulle proprie spalle, che dall'interno hai la chiarezza delle forze che puoi muovere, quindi addirittura possibilmente proprio ti mancano gli ingredienti, se vogliamo, quindi è un atto di realismo. Però io perché ne parlavo bene? Semplicemente perché, al di là del fatto che siano una delle scelte possibili, in questo momento mi sembra un modo di ragionare un po' più equilibrato, un po' meno forsennato di altri che io gliel'ho anche detto direttamente, insomma, sono miei conoscenti che si stanno appunto adesso, scaldano i motori e si preparano a bellissime giornate che si spera un po' rinfreschino a Via Etnea dalla mattina alla sera, no? Voglio dire, cose abbastanza uno sforzo notevole. Mi ostino a pensare di parlare con persone che fanno una scelta e quindi chiedo la ragionevolezza di questa scelta, se ha senso, se ne vale la pena. E forse in questo mi accorgo anche di commettere un errore ricorrente, perché noi che abbiamo vissuto parzialmente comunque delle esperienze di militanza, lo abbiamo fatto partendo da una propensione, da una idea, da una scelta volontaria. Poi a un certo punto uno continua oppure no, ma insomma lo fa sempre in riferimento a quello che sente. E sono sempre stato portato a proiettare questa banalissima formula del perché le persone fanno le cose anche sugli altri. Ma l'esperienza mi ha insegnato che le cose non stanno assolutamente così. Cito un esempio su tutti, anche perché ha rappresentato un po' per me una sorta di inizio del coinvolgimento, insomma, dell'interesse nella politica siciliana. Era il lontano 2011 e dove abito appunto venne fuori la questione, insomma il progetto poi attuato del più grande centro d'accoglienza d'Europa, il famoso CARA di Mineo. Nel momento in cui arrivarono Berlusconi con Maroni, che era ministro e il proprietario della struttura, bla bla bla, il territorio insomma si mosse. C'era allora
il presidente della regione Raffaele Lombardo, e il quale si espresse in modo critico dicendo: ma questa cosa non mi piace, non posso impedirla come presidente della regione, però sinceramente non mi sembra buona. E appunto il suo partito, l'allora MPA, Movimento per le Autonomie, fece dei volantini e anche un sit-in di protesta davanti al villaggio, a questo residence. Io, avendo saputo che c'era questa cosa e essendo orientato fin da prima che nascesse in una posizione totalmente contraria a questo progetto, andai e vi trovai alcune persone che conoscevo, persone di Mineo, e qualche altro militante, rappresentante del partito di Lombardo della zona, Caltagirone, Gran Michele, insomma il territorio circostante. Lì il sit-in consisteva in un incatenarsi simbolico, insomma ci incateniamo qua davanti perché facciamo uno scudo umano, una cosa così. Vabbè, ci sta, ci sono ancora le fotografie. Bene, a distanza degli anni che sono passati, se io rivedo quella foto in cui si vedono una ventina di persone più o meno con le bandiere, era, se non ricordo male, c'era anche quella specie di partito che era Futuro e Libertà, si chiamava così, quello di Fini, quella meteora, insomma, ecco, mi pare che c'erano anche loro, per onore di verità. Bene, riguardando le facce di quella foto, posso dire senza tema di smentita che l'unica persona che era lì perché aveva deciso di esserci ero io. Tutti gli altri erano stati precettati, erano stati convocati come i dipendenti di un qualsiasi ufficio che vengono mandati qua e là a fare le cose. Tant'è vero, dice, ma come fai a saperlo? Beh, lo posso dire anche perché col cambiare delle situazioni, quando poi questo Cara di Mineo è diventato una bella mucca da mungere, a prescindere da tutti gli effetti collaterali, però giravano soldi e bla bla, posti di lavoro, quelle stesse persone sono state poi condotte ad avere atteggiamenti molto ma molto diversi, senza giustificazione, perché non è che il Cara era migliorato nel frattempo, anzi, semplicemente sono venuti fuori i soldi, è venuta fuori la possibilità di acchiappare qualcosa e allora hanno ricevuto l'ordine di fare tutt'altro. Quindi dov'era la convinzione? Non c'era la convinzione. Ora, questo è un altro degli aspetti, Salvatore, sui quali io preferisco essere diretto in ciò che osservo, perché anche se gli effetti possono essere un po' di alimentare il pessimismo, ma in ogni caso meglio quello che la delusione a posteriori poi, diciamo, perché su questa faccenda della raccolta di firme a rotta di collo in spiaggia o sotto il sole vedo lo stesso meccanismo, cioè da parte di queste persone, i galoppini, come li possiamo chiamare, comunque la manovalanza per strada. Addirittura qualcuno mi ha detto: io nel mio collegio, che poi sarebbe un po' le province più o meno, comunque io sono sicuro che un tot numero di firme lo riesco a raccogliere e quindi basta più, va bene così. E mi veniva da rispondere: ma cos'è? Ti hanno dato i compiti per le vacanze? Cioè, timbri il cartellino, fai quello che devi, che non si capisce chi l'ha deciso che devi farlo, e ti senti a posto, hai raggiunto il tuo punto di produttività, quindi non ti si può rimproverare nulla. Ma io credo che invece i ragionamenti che si facevano prima, tu col tuo punto di vista che dice vale sempre la pena provarci, io col mio, ma guardavamo all'operazione complessiva, cioè decidere se portare le proprie energie ad un discorso per il quale vale la pena, oppure dire: signori, secondo me è tempo perso, quindi io faccio un passo indietro, conseguenzialmente, in base alle mie valutazioni, se sono libero di fare questo. E invece mi pare che proprio ci sia questa operazione in cui le forze militanti di questi movimenti politici sono nella ruota del criceto, le fanno le cose perché devono dimostrare che poi sono persone che vengono anche da esperienze con altri partiti, esperienze traumatiche. Non stiamo qui a rievocare tutta la faccenda e il vissuto della Lega in Sicilia, la Lega di Salvini, che è stato qualcosa di pietoso,
E allora, dopo quell'esperienza in cui ti aspettavi un premio, diciamo così, per il tuo entusiasmo, per il tuo impegno, per il tuo spenderti nell'area di residenza, e hai avuto schiaffoni, espulsioni e quant'altro, adesso rimetti in campo la stessa formula subalterna del bravo scolaretto che ha fatto i compiti e vorrebbe un buon voto con il nuovo arrivato, chiunque esso sia. Cioè, anche l'esperienza qualcosa dovrebbe insegnare. E invece vedo riproporsi sempre gli stessi meccanismi. Ora, tra l'altro, non so se è rientrata, tu forse hai notizie, Salvatore, quell'ipotesi che per qualche giorno è circolata, dice non possiamo ritardare le elezioni politiche, anticipiamo quelle regionali, facciamo dimettere prima Musumeci, così si fa un giorno solo tutto quanto a fine settembre. Hai avuto notizie? Penso che la cosa non ha avuto sviluppi. Non ho notizie, ma credo che non abbia sviluppi. In ogni caso, per me sarebbe stata la peggiore soluzione, tanto per complicarsi la vita ancora di più. Tu stesso dicevi, almeno per le regionali un minimo di respiro in più c'è, leviamoci pure quello, così proprio diventa una corsa disperata, voglio dire, per lo scopo di andare a votare in un giorno solo. Sì, d'accordo, quello poteva essere buono, ma a che prezzo? Voglio dire, mi sembra proprio che non aveva senso. Proviamo a fare un passo avanti. Abbiamo detto, appunto, ancora la situazione è un po' fluida, però solo per dovere di cronaca, delle novità politiche. Ci saranno, appunto, il partito di Paragone, che non ha alleati, che io sappia, non ha lavorato per federarsi con altri. L'esempio forse più esteso, insomma, di cui abbiamo parlato, è ancora Italia, ma che adesso è diventato Italia Sovrana, Uniti per la Costituzione, e c'è un dibattito su una stella rossa messa sulla I di Italia, che dovrebbe essere, diciamo, una concessione simbolica al Partito Comunista di Rizzo, per non metterci proprio la falce e martello e magari la faccia di Stalin sopra, non lo so. Io continuo a pensare che sia un po' una zavorra più che una risorsa, poi ognuno fa le sue scelte e vabbè. Un'altra realtà è quella che si chiama Vita, che vede raccolti il movimento 3V di Luca Teodori con l'avvocato polacco, che poi sono degli illustri sconosciuti per chi non ha vissuto in questi 2 anni tutto il dibattito critico sulla pandemia, eccetera. Chi è che conosce questo avvocato polacco? Parliamoci chiaro. Sara Cunial, questa parlamentare ex 5 Stelle, fuori figura che forse qualcuno in più ha visto, ma insomma sono delle entità individuali, voglio dire. Quindi dal mio punto di vista questa proposta è quella più debole da insomma, nella possibilità effettiva di raccogliere il consenso degli elettori. E poi dovrebbero essere 4. Chi mi dimentico? Teoricamente questa operazione di De Luca, che dicevamo, essendo totalmente assente oltre lo stretto, ha trovato un accordo con quel lavoro che aveva fatto Pino Aprile, il suo movimento per l'equità territoriale, che certo era un'operazione che si è mossa da prima del problema Covid, da quando si parlava, noi l'abbiamo affrontato tante volte, Salvatore, il problema del rapporto nord-sud, il federalismo fiscale, insomma cercava di essere un'antilega in un certo senso da Roma in giù. E ecco, questo è il quadro. Ci ritorneremo successivamente per valutare quanto di tutto ciò effettivamente sarà presente nelle votazioni. E invece, ecco, il contesto regionale ha visto
un paio di aggiornamenti in un certo senso. L'altra volta tu parlavi della candidata di Siciliani Liberi, a parte che, piccolo flash, c'è un'idea di un'altra candidata femminile del mondo del centrodestra, la Prestigiacomo da Siracusa. Invece la candidata di Siciliani Liberi, Eliana Esposito, alla quale è stata fatta un'intervista. Cosa ti ha detto questa intervista? Insomma, cosa ne hai ricavato? Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare una riflessione, sia per le politiche che per le regionali. Sicuramente le persone si sono molto disaffezionate alla politica e quindi il partito del non voto sicuramente è maggioritario. La cosa che hanno fatto i 5 Stelle è stato peggiorare questa e aumentare questa schiera di persone di affezionarsi alla politica. Perché? Perché è tutta una massa di persone che avevano creduto di votare per l'antisistema, chiamalo come vuoi, per un rinnovamento, eccetera. Alla fine si è visto che sono diventati sistema e quindi sono sfiduciati. Cioè qualsiasi movimento che in questo momento si presenta deve lavorare il doppio. Cioè se già si presenta e sai che prende lo 0, quello che è, adesso deve lavorare il doppio per prendere sempre questo 0, perché la gente, a parte quelli strutturati, a parte quelli proprio convinti, a parte quelli che per non perdere il reddito di cittadinanza voteranno i 5 Stelle, eccetera, cioè ci sarà una massa di persone che non andrà a votare, così come chi propone di andare lì e farsi mettere la scheda lì sulla tessera che sei presente, però metti a verbale che io allora secondo me queste operazioni trovano il tempo che trovano, perché poi nel conteggio questi fatti sono 0, perché alla fine quelli che sono entrati dentro le urne, non quelle funerarie come hai messo nella foto, saranno i voti strutturati e quindi voteranno sempre. Quindi cosa hanno fatto? Hanno agevolato. Allora per questo io dico, allora a questo punto chi vuole un voto di rottura si fissi su qualcosa, su Ancora Italia, su Italexit, su qualche altra cosa, e cerca di portare acqua a lì, nella speranza che riescano a prendere qualche seggio e poi magari rompere le palle lì, cioè fare casino lì. Perché altrimenti sono delle cose per dire, solo per parlare, per dare fiato alla bocca, secondo me. Come dicevi tu e come diceva Brandi, ci si sta fossilizzando ancora, non è che non sia importante, ma ancora sul fatto qua del Green Pass, cioè non puoi ora fare una campagna elettorale solo su questi argomenti. La gente vuole anche risposte per altre cose, per l'inflazione che aumenta, per le armi all'Ucraina, per i continui sbarchi a Lampedusa, per mettere in discussione anche la permanenza dell'Italia nell'Alleanza Atlantica. Cioè, ci sono anche questi. Poi certo che chi è che ha messo il Green Pass deve pagare perché è anticostituzionale, ci sta l'obbligo vaccinale che è stato anticostituzionale, ci sta, ma se si incentra su questo, gli dà l'assist a quelli che di accusarli non vax, populisti, eccetera. Quando riguarda
la candidata di Siciliani Liberi. Io a Eliana la conosco bene perché è di Catania, abbiamo dal 2016 al 2017 ci siamo visti nei banchetti quando raccoglievamo le firme per presentare. Ed è una donna, che vale. Certo, io l'ho detto la volta scorsa, l'appoggio perché per l'amicizia e per alcuni valori. Certo, l'ammiro perché comunque è cosciente di essere l'agnello sacrificale. E vedi, molti discorsi che sono stati fatti anche nell'intervista, secondo me lo doveva fare il vero candidato che doveva essere presentato, perché traspare che c'è il lessico e il modo di propinare le cose sull'articolo 36, 37, sullo statuto, eccetera, eccetera, di un economista. Quindi mi fermo qui. Il complesso, come si chiamava? Il Pigmalione, ricorre, insomma, delle figure che un po' dal retroscena, diciamo, hanno delle controfigure per certi versi, ma insomma, questo lo vedremo. Invece, sempre dall'ambito di Siciliani Liberi, anche se forse a titolo personale, è stato pubblicato da parte di Marco Lodico un post che un po' dà un punto di vista più che altro sull'ambito nazionale, perché sappiamo che appunto questo discorso degli accordi, insomma, di chi si mette d'accordo prima, che addirittura è tutto già scritto, è tutto già deciso fino all'ultimo dettaglio, ricorre come argomento. Il problema è quando tutto ciò addirittura va a coinvolgere anche se stessi, cioè appunto partiti, espressioni di proposte, come se appunto il leader di Siciliani Liberi dicesse no, ma tanto è tutto scritto, anche il fatto che noi prenderemo o non prenderemo un seggio, insomma un deputato. Allora, se è tutto scritto andiamoci a prendere un gelato, cioè è quella forma di determinismo tale per cui sembra quasi che l'azione poi che qualcuno può fare sia totalmente superflua, perché se è già tutto fatto, anche quello che capiterà a te, mi metto sul divano e aspetto che il destino faccia il suo corso, voglio dire, no? Non mi lascio grande spazio di conseguenze delle mie azioni, nel bene o nel male. È tutto fatto. Bene, comunque, leggiamo un secondo che cosa dice Marco Lodico e poi diamo insomma, il nostro parere. Un po' di fantascienza e un po' di fantapolitica e un po' di chiromanzia. Da incallito complottista, credo che Draghi e compagnia abbiano esattamente voluto sortire questo risultato. Ognuno ha adempiuto al proprio compito. Attori protagonisti. Draghi, la vittima tra virgolette, mamma Cicco mi tocca, Cicco toccami che mamma non c'è. Conte, il cattivo infedele. Di Maio, l'utile idiota. Poi, attori non protagonisti. Letta, Gargamella, tra parentesi, i PD uffi. Mattarella, Mr. Barnes dei Simpson, il famoso capo ufficio di Homer. Renzi, l'utile idiota remake. Casini nella veste di Casini. E poi comparse Brunetta direttamente da Biancaneve, Gelmini, Biancaneve, Berlusconi, Highlanders, nel senso che è un immortale, Salvini, l'idiò puntini di Fyodor Dostoevsky, la Meloni, Trisinu menzu ansalata.
il prezzemolo in mezzo all'insalata. La Meloni, appunto, diciamo che è anche lei tra le comparse, quindi non è una figura di protagonista. E poi continua il post. L'Allegra Brigata e Banda Musicale ha orchestrato l'opera in più atti dal titolo L'Odissea Italica. Tutti insieme a tavolino hanno orchestrato la caduta del Pero o dei Peri, Speranza, Colao, Cingolani, Lamorgese, Cartabia, per sferrare il colpo di grazia al momento opportuno. Si dovrà comunque fare la legge di bilancio, o si deve fare una legge di bilancio di facciata, per poi scaricare tutto il peso della situazione devastante che dovremo affrontare, o si deve dichiarare fallimento. Né in un caso né nell'altro Draghi può macchiarsi del fallimento certificato. Il fallimento sarà attribuito a chi irresponsabilmente ha fatto cadere Mandrake. Secondo gli scenari internazionali, Draghi potrebbe essere il commissario delegato della Troika a completare la macelleria sul paese. Oppure, con un Parlamento addomesticato dalla riduzione dei parlamentari, potrebbe rientrare dalla finestra per salvare il disastro che si sarà palesato senza di lui alla guida. Secondo me abbiamo assistito a una sceneggiatura preparata. Ciò che Draghi rappresenta ha solo completato una fase. Mandrake per me ha solo messo la mascherina in attesa della prossima ondata o del prossimo e imminente pandemonio economico. Potrebbe esserci sempre una seconda ondata con più varianti o variabili. Ecco, ti dico al volo, insomma, quello che io ne ricavo. C'è un problema, secondo me, nelle letture che portano le intenzioni degli altri e i cosiddetti complotti, insomma, o i disegni, che a volte vanno ad essere un po' in contraddizione l'uno con l'altro. Cosa voglio dire? Se è vero che Draghi si è sfilato per non dover rispondere di una serie di problemi che arrivano a scadenza in un certo senso, ma allora perché c'è l'altro piano sempre degli stessi poi? Gli stessi che complottano per fare ciò, complottano anche per tagliare le gambe alle opposizioni e non farle arrivare ad avere una rappresentanza parlamentare. E allora poi su chi le scarichi queste problematiche se non si forma una qualche altra realtà diversa al governo? Cioè, troppe alternative di piani torbidi e oscuri devono essere anche coerenti tra loro, perché vorrei capire qual è il fine di questo soggetto a cui attribuiamo tutte queste intenzioni. Questa è un po' la mia opinione. Questa ricostruzione, insomma, come diceva lo stesso Lodico, tra fantascienza, fantapolitica e chiromanzia. Cosa ne pensi? Ognuno recita la sua parte di un copione dove il regista è unico. Questo l'ho sempre detto, perché poi si danno il cambio in una sorta di, appunto, di staffetta, una gara da staffetta dove si cambia il testimone, eccetera. È sintomatico però una cosa, io noto che il centrodestra, che sulla carta in questo momento è dato vincente, ti mette su una polemica su chi deve essere il premier. E questo in questo momento fa il gioco della sinistra. Cioè non è che questi qua quasi quasi fanno di tutto per arrivare un passo indietro, perché poi la patata bollente prossima a venire se la devono sbrigare loro. E allora qui tutto prende forma, potrebbe essere che poi, anche perché Conti pare che poi abbia fatto delle piccole diciamo aperture al PD, cioè
non si capisce bene che cosa vogliono fare. Ecco. Quindi questo potrebbe essere l'apertura alla strada a un Draghi 2, perché Forza Italia si sta dimezzando, cioè molti stanno uscendo e poi andranno a finire che vogliono sostenere un Draghi. Forza Italia, anche così, io ho sempre definita la prostituta del Parlamento, quindi poi dove c'è una sedia si va a sedere, così. Cioè io ho questo sospetto, ho questo sospetto che stiano facendo la siracusana che si vuole presentare così, e non sono voti che toglie eventualmente. Certo. Cioè, ci sono delle cose che a questo punto stanno facendo. Poi ovviamente ci mettono tutto il giallo internazionale, la caduta di Draghi. Aspetta, quello ci arriviamo alla fine, lasciamolo come ciliegina finale, perché merita. Per dire, cioè, io non lo so, sarò complottista, sarò magari fantapolitico, però secondo me stanno facendo di tutto per arrivare a un passo indietro. Salvatore, ma un bel partito dei complottisti, proprio scritto così nel simbolo, con un buco da serratura, avrebbe un suo zoccolo duro. Cioè, voglio dire, sarà un'ipotesi sciocca per alcuni. Però no, dico che ormai da quello là che io vedo, cioè, scusa, sulla carta siete vincenti e cominciate a sperperare che acchiappate per insomma, e allora ma questa tua ipotesi molto interessante mi ha fatto ripensare a un precedente reale, quindi il precedente c'è, poi che somiglia a questa fase è da dimostrare, ma mi pare che possiamo dirlo con una certa sicurezza che qualche anno fa, all'epoca del governo Renzi, mi pare, o giù di lì, forse anche con Monti, non sono sicuro chi era, diciamo così, alla guida, ma c'era un altro prestito parlamentare di Forza Italia o del PDL all'epoca, se era la Casa delle Libertà, quello che era, sotto forma di nuovo centrodestra guidato dal signor Alfano, che era anche ministro. Ora, che Alfano, e si è visto poi dopo perché desaparecido, proprio scomparso completamente, che Alfano avesse avuto l'improntitudine, l'iniziativa di fare questo e fare quello, di spostarsi verso il centrosinistra, andando a fare da stampella al centrosinistra, senza l'ordine telefonato dal signor Berlusconi, mi sembra che non ci crede proprio nessuno. Quindi quello è un episodio, secondo me, lampante di aiuto da parte di Forza Italia al centrosinistra. Che si sia potuto ripetere questa volta? Perché no? Può essere. Insomma, viste le circostanze, visto anche che il centrosinistra c'ha pure il problema di un segretario che, insomma, più parla e peggio è. Ecco, più si esprime, più si espone, più mostra i suoi limiti enormi. E su questo arriviamo all'ultimo argomento di oggi, perché tu l'avevi un pochino introdotto. Un'altra cosa è che la Meloni esordisce atlantisti e europeisti quando ha fatto sempre una lotta contro l'Europa, eccetera, eccetera. Quindi atlantisti, vabbè, e che appoggiamo l'Ucraina quando già una grossa parte della popolazione in Italia ha preso coscienza che tutta l'inflazione nasce proprio da queste sanzioni, queste cose. E allora non lo so fino a che punto se lo poteva evitare. Comunque, questo
avvalora la mia tesi. Comunque, Io credo che su quel piano diciamo che non sanno bene come fare, perché c'è stato palesemente come in questi 3 mesi le cose non sono andate come gli atlantisti speravano. Insomma, in linea di massima tutta la campagna di denigrazione, la campagna antirussa o russofoba è stata uno spettacolo indegno e vergognoso in sé, per tutti i suoi aspetti, anche proprio di squallore casa per casa rispetto a persone, esseri umani assolutamente inconsapevoli e innocenti, ma esseri umani vivi e morti, anche illustri, voglio dire, una cosa indegna, ma ha avuto anche l'ulteriore problema di finire male, perché appunto non ha retto, non ha funzionato. Questo buttarsi a favore dell'Ucraina, a favore di questo pseudo presidente, eccetera, veramente proprio un disastro anche sul piano dell'opportunità. E quindi come fanno a uscire da ciò dopo che ci hanno messo la faccia per 3 mesi, tra l'altro facendo i mastini e gli azzannatori di chiunque osava dire qualcosa d'altro? È una posizione troppo caratterizzata per poterla ribaltare. Quindi a questo punto secondo me si dividono un po' il fardello, forse era questo che volevi dire. Si mettono a fare tutti quanti un po' i filatlantisti, così questa macchia la diluiscono un po' su tutti, sia a destra che a sinistra. Per me la macchia ne resta tale, non lo so. secondo me non è stata molto un'idea azzeccata se si rivolgeva al popolo. Se poi dell'elettorato non gliene frega proprio niente, perché già sanno un pochettino i numeri, e allora forse è un messaggio a chi di dovere, cioè a Bruxelles, Certo. E a Biden. Chiaro, questo può essere. In ogni caso, anche di ciò, siccome ormai la questione di partenza, cioè lo stato delle cose sul terreno bellico, sta andando dove sta andando, insomma, mi pare abbastanza chiaro. Ne vedremo le conseguenze in tutto l'apparato di propaganda che è stato utilizzato nelle scorse settimane e mesi. Vabbè, già qualcosa si vede. Prima ci martellavano H24 sull'Ucraina, immagini là, inviati, eccetera. Ora è tornato nella normalità, anzi meno della normalità. Dicono 2 bombe, 4 morti, e finisce lì la cosa. Il grano che forse oggi partiva la nave e basta. E ovviamente sono in difficoltà perché, cioè, insomma, in un mese doveva cadere Putin, doveva eccetera eccetera, invece quello piano piano sta ritagliando terreno. Certo. Ovviamente gli costa a costo di vite umane. Purtroppo questo è. Ma quello che volevo appunto dire come elemento conclusivo per oggi è un esempio imbarazzante, secondo me, per il nostro per la nostra realtà dei cosiddetti mediatori. Io lo dico sempre, noi cittadini comuni non possiamo pretendere di essere i testimoni diretti di tutto quello che succede. Io ieri ho assistito a un bellissimo volo migratorio di aironi dalla riserva di Priolo, delle saline di Priolo, quindi posso dire che la natura in certi punti riesce un po' a riconquistare i suoi spazi, e su questo ho fatto pure le foto, quindi tutto il resto che è successo in Sicilia non ero testimone. Quindi inevitabilmente dobbiamo affidarci appunto a qualcuno che ci racconti della cronaca. Pare che hanno scoperto qua vicino una bella piantagione di canapa indiana in mezzo agli agrumi, e c'erano anche le foto, insomma, quindi come si dice, l'economia agricola si diversifica, e pare che abbiano arrestato i responsabili. Ora, in tutto ciò ci sono i giornali e via di seguito che fanno il loro lavoro. Il problema è quando si va su campi molto controversi e sui quali la tendenziosità è massima,
quando per esempio si punta il dito su un partito, una forza politica, un capo di governo, per dipingerlo a tinte fosche con i colori del razzismo, insomma, dell'essere un incivile, uno fuori dal contesto dei paesi dignitosi e via di seguito. E questa cosa viene fatta a seconda della convenienza. Perché nella settimana che si è conclusa sono avvenuti due fatti apparentemente molto lontani tra loro. E in mezzo ci mettiamo anche quello che appunto ha riguardato le ipotesi di mani estranee, no? Che avrebbero architettato, avrebbero influito sulla politica italiana. Ma prima ancora di questo, il termine la solita accusa di razzismo si è rivolta appunto a una delle regine o delle baronesse dell'informazione italiana, sappiamo quali sono e quante sono, in questo caso la Lucia Annunziata, che si è messa a parlare di razze superiori facendo i complimenti a Brunetta, che ce l'aveva ospite là, per consolarlo del fatto che poverino qualcuno lo ha preso in giro nel corso della sua vita, ma lui appartiene a una razza superiore. Ora, questo appunto è un modo di interpretare le tipologie umane piuttosto discutibile, però la cosa è stata subito insabbiata, dice vabbè, poverina, era intenerita dal povero Brunetta, quindi non c'è problema. Allo stesso tempo le campane più sonanti di allarme totale, le oche del Campidoglio, si sono messe a fare un baccano del diavolo perché il primo ministro ungherese Orbán, in un certo contesto, ha espresso una propensione politica, se vogliamo, culturale del suo popolo a rimanere abbastanza omogeneo nelle proprie caratteristiche etniche. E quindi lì eccolo qua, la reincarnazione di Adolfo, questo che c'ha pronto tutto, c'ha pronti i campi di concentramento e bla bla bla. Dico, allora, se dobbiamo stigmatizzare il signor Orbán, la signora Annunziata se ne vada in pensione prima di subito, perché se no l'indulgenza va per tutti, voglio dire. Ma in questo contesto, appunto, in cui si vedono chiaramente i due pesi e due misure, a seconda della convenienza e di quanto mi sia vicino o mi sia appunto utile perdonare oppure insistere sulla demonizzazione, c'è stato questo caso veramente scandaloso dell'andare a tirar fuori un'ipotesi che tra l'altro non si è neanche verificata, perché ci fosse stato l'atto, potevi dire quali sono state le cause. L'ipotesi che la Lega ritirava i suoi ministri dalla maggioranza. Ha ritirato i ministri dalla maggioranza. Perché l'ha fatto? Chi gliel'ha detto? È arrivato l'ordine da Mosca? Ma la Lega non ha ritirato i ministri dalla maggioranza. Quindi manca il fatto. C'è solo il discorso che forse Putin ha detto: che fa? Avete forse intenzione di ritirarli? Cioè gliel'ha chiesto, pare, dicono. Ma chiedere è lecito. Magari volevano sapere, perché volevano capire un po', visto che la politica italiana si è tanto caratterizzata contro la Russia, mi pare anche giusto, per quello che vale l'Italia, che la Russia voglia capire un po' dove si andrà ad orientare. Mi sembra umano. No, il signor Letta, di cui abbiamo parlato prima, parla di gravissime ingerenze, vuole il Copasir, i servizi devono indagare su questa intelligenza col nemico. Cioè, oltre ad essere infondata nella sostanza, perché quale sarebbe stata questa ingerenza? Chi l'ha fatto cascare il governo Draghi? Cioè, parliamone, perché che c'entra la Lega? Ma poi parlare da parte di uno così e di un partito come quello di problemi di ingerenza dall'estero, cioè dopo che dalla mattina alla sera stai a lustrare gli scarponi che ti stanno sul collo, a te, al paese intero, gli scarponi americani, gli scarponi franco-tedeschi, ti vanti dell'essere quello a cui vogliono bene da fuori, e perché ti vogliono bene, chissà, e vieni a fare le pulci su un discorso del genere. Lì, ecco, sono gli esempi in cui, come dicevi tu per la Meloni, forse faceva meglio a starsi zitto. Ma mi sta tanto che gli piacciono le storie americane.
Com'è che con Trump c'è stato il Russian Gate? Che fa? Creiamo pure noi qua. Se contribuisce a danneggiare l'avversario, lo Certo, facciamo, no? il modello è quello. Però, vedi, in America il Russia Gate, come si dice, può dire, sai, tu vai a, come si dice, a prendere ordini da Putin, ma almeno la parte del deep state, diciamo cosiddetto, o dei poteri occulti legati al Partito Democratico, sono in America, cioè nel senso che alla fine non è che hanno qualcun altro sopra, hanno una parte del sistema produttivo economico che li guida. Per l'Italia, che appunto sempre e da sempre è subalterna perché è atlantista, perché è europeista, ai diktat dall'estero, scandalizzarsi perché qualcun altro forse si è confrontato con un paese straniero, non sei credibile in questo scandalo che tiri fuori. Questo voglio dire, cioè, è proprio l'ultima persona che poteva mettersi lì a dire i russi tramano. Anche perché uno potrebbe dire tu con la Francia e che i francesi. Appunto, cioè, è proprio la sua biografia che è del tutto inadatta, insomma, a fargli svolgere quel ruolo col ditino alzato che tira fuori lo scandalo. E questo purtroppo mi dispiace. Forse, Salvatore, alla luce di ciò che tu hai detto oggi, questo dovrà far fare qualche altro sforzo a Berlusconi per dare una mano agli amici del centrosinistra. Si dovrà spendere ancora di più in loro favore per tirarli fuori dal pantano, insomma. Del resto, tra amici, se non ci si aiuta, voglio dire, no? Certo. Va bene. Quindi, signori, questo era un po' il quadro della settimana. Molte cose si chiariranno un po' di qui in avanti, ma ci tenevamo a tenere un po' conto, ecco, di questi sommovimenti, di queste incertezze, perché il presente ci parla di ciò. Vi ricordiamo come sempre il canale Telegram della pagina di Qui Sicilia. Vi raccomandiamo, non vi preoccupate se vedete qualche urna, insomma, non fanno male di loro, sono un oggetto pratico. Metti gli aironi, gli uccelli. Vabbè, un bel volo di aironi sicuramente nella speranza di un domani verso il sole che tramonta. E noi l'importante è che non sono augelli senza zucchero. No, penso che erano del tipo giusto. Chiudiamo qui la trasmissione di oggi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.